Da vita ai tuoi sogni, questo è il titolo del nuovo libro di Marina Salamono, presentato ieri a Palazzo Giacomelli, sede di un'industria a Treviso, una ventata di ottimismo, pensiero positivo, indispensabili per fare impresa e per appunto uscire dalla crisi, ma anche per costruirsi una vita e una famiglia. Sentite l'intervista. Il Consiglio provinciale di Trento ha detto sì al passaggio di Taibon a Gordino alla provincia autonoma trentina, un evento storico, commentano i promotori del referendum, e infatti è una risposta positiva di Trento ai comuni che hanno tentato il passaggio di regione. I dettagli. E a proposito di Bellunesi, a poche ore dal grande concerto sul Ponte degli Alpini si affina la macchina della sicurezza. Le forze dell'ordine saranno impegnate in controlli sul ponte e nelle vicinanze, mentre verranno potenziati i controlli con l'etilometro a fine festa. Guardate l'anticipazione intanto. Il progetto che il Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato ha presentato oggi agli artigiani della Riviera del Brenta. Le nostre imprese sono eccezionali, ha sottolineato il Ministro, ma penalizzate dalla zavorra delle tasse, del fisco e degli alti costi dell'energia. Naturalmente l'abbiamo intervistato. Un centinaio di sindaci è salito questa mattina da tutto il Veneto per visitare i luoghi del Vajont. L'iniziativa promossa da Avviso Pubblico ha smosso le coscienze e i sentimenti di chi quel disastro lo ha vissuto, diciamo, da fuori. Guardate. Siamo alla fine di questo telegiornale, non ci sono altre notizie, adesso vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo e naturalmente vi auguro un buon weekend. Arrivederci. Il primo vero nubifragio di fine estate è bastato ieri sera a causare danni e disagi, allagamenti in tutto il Veneto orientale. Oggi fra San e Portoguaro è iniziata la conta dei danni. Guardate le immagini allora. Ancora cronaca, i carabinieri della stazione di Chioggia hanno identificato e denunciato per furto aggravato una ragazza di 24 anni del posto che il 16 luglio scorso aveva prelevato da una farmacia prodotti per circa 100 euro. A rendere possibile l'identificazione è stato lo studio delle immagini delle telecamere di sorveglianza attive nei dintorni appunto della farmacia. Ma ci sono anche altre notizie in breve, sempre di cronaca anche della provincia. Ascoltate. Nuovo imprevisto al ponte di Bribano. Durante i lavori è venuta alla luce una bomba di 250 kg della Prima Guerra Mondiale. L'ordigno sarà fatto brillare nei prossimi giorni, mentre la zona del ritrovamento è stata messa in sicurezza. Intanto però i lavori non si fermano. Guardate. E dopo il meteo eccoci di nuovo in studio, ma non ci sono notizie dell'ultimo minuto. Si chiude qui la nostra edizione che naturalmente torna domani. Grazie, buonasera, arrivederci a tutti. Lavori di manutenzione nelle scuole. Il Comune di Belluno ha ingranato la quinta marcia e procede a ritmo molto spedito nel piano di sistemazione programmate appunto negli oltre 20 plessi scolastici del capoluogo. L'impegno di spesa fino ad ora ha sfiorato i 240.000 euro, mentre di pari passo va avanti il lavoro per il recupero della Gabelli. Tutti i dettagli. Siamo alla fine del telegiornale, vi lasciamo in compagnia delle previsioni del tempo e naturalmente ci vediamo domani, sempre per questa edizione. Arrivederci. Parliamo adesso del Consiglio Comunale Fiumi di ieri pomeriggio. Nel capoluogo, al centro del dibattito durato oltre 4 ore, il famigerato passaggio dell'elettrodotto sul Nevegalla. Approvate le osservazioni al nuovo progetto, respinta invece la richiesta di ritirare la delibera. Ora la Giunta ammette le sue colpe e attaccano dall'opposizione. Il resoconto. Siamo alla fine di questo TG, non ci sono altre informazioni, altre notizie. L'appuntamento naturalmente con l'informazione di Belluno torna domani. Non mancate, arrivederci, buona serata a tutti. La politica per qualcuno, la scissione leghista è già in atto, fine settimana bollente per il Carroccio che tiene l'Assemblea federale a Mestre, mentre a Venezia i bossiani presentano la nuova associazione Padania Libera. Guardate. E tra pochi minuti ci collegheremo con Longarone, con la nostra Tiziana Bolognani, perché stasera ci sarà una diretta di Antenna 3 proprio da Longarone per ricordare il Vajont, la tragedia del Vajont. Adesso intanto però la pubblicità, subito dopo il collegamento. Tra poco. Eccoci di nuovo insieme, ma solo per i saluti, non ci sono altre notizie dell'ultimo minuto. Finisce qua il nostro telegiornale, naturalmente però l'informazione della nostra regione torna domani puntuale come sempre. Arrivederci. Ed è arrivato il grande giorno del raduno della Brigata Alpina a Cadore e domani mattina la sfilata che interesserà tutto il capoluogo, ma già oggi il centro si è riempito di penne nere, tornate tra le Dolomiti con la festa appunto in testa e la commozione nel cuore. Guardateli.
Adesso invece ci spostiamo a Verona per la cronaca. Hanno venduto centinaia di permessi di soggiorno falsi con la complicità di aziende inesistenti. A volte organizzavano anche dei matrimoni con ragazze italiane per ottenere così per i loro clienti il diritto di risiedere nel nostro paese. Molti immigrati contattavano l'organizzazione dalla Francia e dall'Austria. Allora sentiamo i dettagli di questa operazione. E adesso la crisi economica che spinge sempre più aziende a cercare un futuro all'estero. 5.000 imprese del Triveneto stanno puntando su Svizzera e Carinzia, mentre altre 2.000 vogliono scommettere sulla Serbia. Sentite il punto allora. E ora la politica fanno discutere le annunciate dimissioni di massa del parlamentare del PDL. Il coordinatore regionale Giorgetti dice: spero non si arrivi a questo. E intanto nel PD cresce l'insofferenza per l'alleanza con il partito di Berlusconi. Sentite. L'ora della verità, mercoledì la fiducia in Parlamento. Bene, ha fatto Letta, dice il democratico De Menec, siamo compatti sulle nostre posizioni, assicura il grillino D'Inca. Il servizio, le interviste. Settembre 2013, mese di raduni per non dimenticare gli alpini della storica brigata Cadore e per non dimenticare appunto, come abbiamo detto anche pochi istanti fa, la tragedia del Vajont. Sentiamo. Siamo quasi alla fine del telegiornale, però adesso ci sono le previsioni del tempo e per questo diamo la linea alla regia. Tra poco. Eccoci di nuovo in studio, ma solo per i saluti, non ci sono altre notizie dell'ultimo minuto. Vi ricordo appunto il nostro sito, l'avete appena visto, dove ci sono gli aggiornamenti di tutto il territorio veneto, insomma dalla cronaca alla politica, allo sport, alla cultura. È tutto per il momento, non c'è altro. Vi ringrazio e ci vediamo domani. Arrivederci.